Buongiornissimo, Buongiorno! signori. Da uno dei pochi posti in cui non piove. Penso sia l'unico posto in Veneto dove oggi non dovrebbe perlomeno piovere, Sì, ecco, aspetta. da quello che abbiamo visto nelle previsioni del tempo, quindi speriamo che il tempo tenga almeno stamattina un po', oggi pomeriggio, che facciamo una passeggiata di tutto l'anello del lago del Corlo, che dovrebbe essere una camminata di circa 10-11 km. Ci sono 3 punti da passare e deve essere carino, quindi non vediamo l'ora di sgranchire un po' le gambe. Sì. Notte è passata divinamente, penso sia passata una macchina. Vabbè, qui intorno ci sono delle case, quindi ci si sente anche sereni. Questo parcheggio di solito è a pagamento in stagione probabilmente, perché adesso i parcheggi sono spenti e coperti, quindi non si paga. Da quello che leggo su Park4Night non si potrebbe passare la notte, adesso leggiamo un po'. Oddio, non ci sono segnali in che non si realtà è può solo passare la notte. È solo vietato il campeggio. Sì, è vietato il campeggio, però probabilmente in stagione, visto che qui ci sono 2 campeggi in riva al lago, magari fanno un po' di storie, non lo so. A noi comunque non ha disturbato nessuno. Stamattina rumore di uccellini e silenzio totale, quindi spettacolo. E niente, partiamo a fare questo giretto, lo monitoriamo così poi ve lo mettiamo in descrizione e poi vi daremo qualche nozione sul dove siamo. Quindi partiamo a camminare intanto. Il lago del Corlo, ho detto anche il lago di Ersier, è stato realizzato, è un bacino artificiale, è stato realizzato nel 1954 con la costruzione di una diga lungo il torrente Cismon. Siamo in Veneto, siamo in provincia di Belluno. E qui c'è una pace assoluta. È uno spettacolo. Gli unici rumori che sentiamo sono quelli della natura. Meglio di così cioè non si può chiedere nulla. L'unico peccato è il cielo coperto, perché col sole qui ci sono dei colori veramente stupendi, soprattutto se ci venite d'estate. Una cappata penso la meriti, sia se venite in sosta libera, perché ci sono parecchi punti dove poterla fare, sia se vi volete appunto appoggiare ad un campeggio. Noi avevamo fatto anche un preventivo sul campeggio lì, poi non siamo venuti perché non potevamo, non mi ricordo. Carino, c'è la piscina e tutto, sembra essere veramente bello e dateci un'occhiata, vi lasciamo comunque in descrizione sempre tutte le informazioni del caso e proseguiamo il cammino che sembra veramente interessante. Un altro parcheggio che avevamo trovato su Park4Night è questo qui, che è sempre libero, gratuito e ovviamente senza servizi perché siamo nella natura, davanti al lago. E siamo in frazione Rocca di Arsier, ma abbiamo preferito l'altro, più che altro per la presenza di questo caseggiato qua, proprio dietro ai camper, che non ci piaceva particolarmente, però soggettivo. Dopo aver passato la frazione di Rocca di Arsier e una volta ripreso il sentiero del camminamento lungo il lago, dopo circa 2-3 minuti, sulla destra trovate... Prima di un ponticello. Esatto, trovate un'insegna con scritto croce e vabbè. Seguitela e seguite il sentiero giusto. Esatto. No, vabbè, dura poco, ma è abbastanza ripido, però si vede un panorama da qua che ci sta. Veramente bello. Da ammirare il coraggio fotografico. Cretino!
Ho paura! Questo è il ponte di cui parlavamo prima, lì come vedete c'è il cartello e si va su di qua. Breve ma intenso. Però vale la pena, dai. Sì. Adesso cambiamo sponda e oh, che figata, e andiamo avanti a perlustrare. Il percorso è un vero e proprio saliscendi, cioè ci aspettavamo più Io mi aspettavo piatto. piano. E invece è tutto un su e giù fattibilissimo da Sì. chiunque, però probabilmente l'avevamo sottovalutato. Non ce l'aspettavamo. Però vabbè, ci si alza un po' di quota e vabbè, merita, No, vale la pena assolutamente. Fattibile. Volevamo consigliare a voi un weekend misto da poter fare in questa zona, con l'arrivo venerdì sera qui al Lago del Corlo, cenetta e via letto, poi sabato mattina colazione, un bel trekking intorno al lago che comunque 3 orette ve le porta via, Sì. morbide, per poi il pomeriggio rilassarvi un po', ripartire, e a 20 km da qui si trova Fabbrica di Pedavena, che offre, vabbè, ovviamente c'è la fabbrica dove viene prodotta l'omonima birra, che vi consigliamo di provare perché è tanta roba. Di fianco alla fabbrica c'è il ristorantone, hanno il loro bel beer garden, è veramente bello, si mangiano piatti tipici, quindi trovate il goulash, trovate Wuster e Krauti, trovate una bella miscellanea di roba, e vabbè, ovviamente birra. Hanno il loro beer garden, quindi è bello in qualsiasi stagione, Sì. soprattutto nella stagione estiva. Ovviamente. E offrono una parte del parcheggio è dedicata appunto ai camper, ci si può fermare a dormire, e con le leggi della strada di adesso secondo me non è una brutta cosa. Potrebbe essere una buona idea di weekend, quindi il sabato sera dopo la cena si dorme là, la domenica mattina si riparte e si torna a casa. Scusate, Qui secondo me c'è qualche animale perché stanno venendo giù sassetti. ma noi abbiamo Luke che ci Guardalo qua. che ci protegge. Siamo quasi arrivati al vertice nord e fra poco dovremo incontrare il ponte che ci riporterà nella sponda di là. Ci vediamo là. Che carini questi guadi. Di là Luke. Che bello! Cioè, Quello che vedete lì è il ponte che ci riporterà nella sponda di là. Poco prima del ponte a nord del lago, qui c'è un altro spot che era segnalato su Park Fortnite, dove si può pernottare. Molto carino anche qua. tanto. Forse c'è un po' più rumore perché la strada passa proprio sopra qui, però Però a è molto più livello bello. di vista è più carino. Qua ci sono degli austriaci con la tenda da tetto. Respect. Ultimi 2 chilometri prima di arrivare al parcheggio, quindi in totale saranno 11 i chilometri Sì, finali. Bel giro, ci stava. sì, poi noi ne avevamo davvero, paura, come abbiamo sì. detto, tanto bisogno. Sì, avevamo bisogno proprio di sgranchire le gambe, di smollare un po' di stress. E
a proposito di questo, abbiamo... Di stress. No, di sgranchire le gambe in natura. Abbiamo in mente di farci un fine inverno e una primavera di trekking alla follia. Esatto, stiamo mettendo giù delle date e dei programmi per primavera, inizio estate, cioè, riguardanti più che altro luoghi dove si può arrivare, parcheggiare, pernottare in camper. E da lì partono vari trekking, più Esatto. o meno facili. Sicuramente un paio di tappe saranno nel Monte Pasubio, stiamo già studiando dei percorsi che abbiamo già fatto e che rifaremo perché sono bellissimi. Mi piacerebbe rifare le 52 gallerie, però dobbiamo studiarla bene perché non è semplice col parcheggio, quindi vogliamo portarvi il contenuto migliore che si possa fare. C'è il Monte Cengio, quindi tutta la parte della storia riguardante la prima guerra Che è mondiale, molto bello. stupendo. C'è l'altopiano con i suoi forti, sempre della prima guerra mondiale. E qui siamo Ce n'è. fortunati che intorno a noi... Sì, ce n'è. Fateci sapere nei commenti se è un contenuto che potrebbe piacervi, perché a noi piace tantissimo la montagna, piace camminare e piace viverla in libera col camper, che secondo me è una delle cose più belle che ci siano. E soprattutto se avete consigli, Esatto. molto bene accetti. Quindi vi aspettiamo nei commenti, sapete che noi leggiamo e rispondiamo a tutti, quindi ci vediamo lì. Che fighe le... Sì, questo invece è l'altro campeggio di cui vi dicevamo stamattina. Oh, è immenso anche. Sì, E quindi capanne lì sono carinissime. Belle cavoli. davanti a... bellissimo. Camping Gaiole è il suo nome. Vi lascio in descrizione il sito. Veramente bello. Sembra molto carino, sì. Assolutamente sì. Siamo quasi arrivati, dai. Arrivati finalmente. Vediamo qua. 3 ore e mezza e quasi 12 km però. Panino, birretta. E poi, signori, un po' di relax. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per venire con noi a scoprire qualche altra meta. Signori, buoni chilometri a tutti. Alla prossima. Ciao!